È un onore, innanzitutto è un onore perché significa caricarsi di grande responsabilità, di essere io penso prima di tutto di essere un esempio per tutto il movimento che oggi noi qui ci troviamo in una bellissima località sul Grappa del Veneto, ma è un movimento che di carattere nazionale, molto radicato sul territorio. Basti vedere l'evento di oggi di condivisione, di festa tra le associazioni venete della FIC, quindi proprio per questo è un grande senso di responsabilità essere il presidente, e prima di tutto per onorare la memoria di una grande persona che è stata Daniele Lazzarini, che purtroppo ci ha lasciato circa un anno fa, e questo era il suo progetto, il suo sogno, ed è diventato il progetto, il sogno di tante altre persone, in primis me, ma posso dire delle centinaia, migliaia di persone che compongono questo movimento. Allora, andiamo indietro di alcuni mesi, andiamo a settembre dello scorso anno, andiamo all'estate dell'anno scorso, circa un anno fa. Ovviamente in un momento tragico che stavamo percorrendo, stavamo attraversando, con prima la malattia, poi l'improvvisa malattia e poi l'improvvisa scomparsa. Ovviamente abbiamo dovuto prendere in mano quello che era il nostro futuro, cercando di rispondere sempre a quei principi, a quegli obiettivi che avevano portato alla fondazione, alla costituzione della FIC nel maggio del 2008. Proprio pochi giorni fa abbiamo festeggiato i nostri 9 anni di nascita, di costituzione della FIC. Ecco, a volte, come è normale che sia, non si ha tutti la stessa visione, la stessa percezione. Non ci sono a volte lo vediamo nella politica amministrativa, lo vediamo nella politica sportiva di altri contesti, di altre realtà. Non c'è sempre quel senso di porre prima di tutto come obiettivo e come ricerca continua l'interesse comune. Ecco, forse su questa discrepanza sono nate quelle conflittualità del periodo preelettorale, ma devo dire che i tanti insegnamenti, i tanti principi che negli scorsi anni non venivano solo raccontati, non venivano solo elencati, ma venivano messi nell'organizzazione, nello svolgimento dell'attività, nell'impegno di alcune persone, venivano messi come in modo concreto ad esempio del resto del movimento. C'è stata proprio in quella fase tragica, difficile e tragica che ci ha interessato un anno fa, c'è stata una risposta delle nostre molte associazioni affiliate in termini coerenti a quegli insegnamenti, a quei principi, e quindi la volontà di portare democraticamente avanti questo movimento. È inutile rispondere con bassi commenti che non portano, diciamo che spesso ci lamentiamo dei talk show televisivi, politici, dove il livello forse non è così
di alto rispetto di quello che può essere il concetto della politica. Ecco, manteniamo questa coerenza di critica e sorvoliamo a queste polemiche strumentali e spesso false, reagendo semplicemente abbiamo reagito in questi mesi organizzando un'attività non solo nazionale ma anche con un fortissimo senso di appartenenza e di volontà di dimostrazione delle nostre realtà territoriali, dei nostri comitati. Rispondiamo sostanzialmente con i fatti. Abbiamo svolto questa stagione un'attività impressionante a livello nazionale e anche a livello delle molte strutture territoriali, dei molti comitati regionali sul territorio. Rispondiamo con fatti che dimostrano lo stato d'essere, lo stato di benessere della FIC. Sono uscite, come è in realtà una dinamica abbastanza usuale nel mondo delle arti marziali, ci sono sempre società che entrano, associazioni sportive che entrano, associazioni sportive che escono, perché forse a volte si parla di disciplina marziale ma non la si professa poi nei comportamenti e nelle azioni, e quindi a volte succede una discrepanza forte proprio su questo aspetto e ci sono forme di ricerca di interessi personali, di soddisfazioni personali che vanno magari oltre l'interesse comune. Ecco che la FIC non è questo, lo ha dimostrato in questi mesi, lo ha dimostrato la dirigenza nazionale, lo hanno dimostrato le dirigenze periferiche, svolgendo un'attività molto strutturata, molto partecipata, e le società le associazioni che sono uscite in questi mesi forse sono uscite proprio perché non condividevano questa linea politica organizzativa, ma molte altre ne sono uscite. Proprio poche settimane fa facevamo un resoconto che ben 35 associazioni sportive nuove sono entrate quest'anno, nonostante gli attacchi, come dire, strumentali che abbiamo subito mediaticamente, un po' falsi nei contenuti. Ecco, questo è un fatto tangibile di associazioni che sono entrate e che portano a un bilancio di associazioni sul territorio quasi sostanzialmente invariato rispetto allo scorso anno. Un movimento che si caratterizza di decine e decine di associazioni sportive dilettantistiche distribuite su tutto il territorio nazionale, dal Trentino Alto Adige alla Sicilia, dal Friuli Venezia Giulia alla Sardegna. È un movimento che ripercorre tutto lo stivale, ovviamente con distribuzioni differenti. Il Veneto è una delle realtà più importanti, più significative numericamente parlando in termini di associazioni, in termini di tesserati. Si aderisce alla Federazione Italiana Karate con semplicemente compilando un modulo di adesione come associazione sportiva dilettantistica, la cui attività principale può essere monosportiva, cioè centrata esclusivamente su un'attività sportiva che è il karate, oppure può essere una realtà polisportiva che quindi svolge più attività sportive che ovviamente al loro interno hanno l'ambito del karate. Aderire è molto semplice con
con i moduli che sono disponibili. Diciamo che l'adesione prima di tutto, più che burocratica, è di condivisione di questo progetto che è molto ampio nella sua offerta, va dalla promozione sportiva del karate all'agonismo, all'attività agonistica di karate, all'attività tecnico-culturale e formativa nel karate. Non è essere uno sportivo di karate, è essere prima di tutto un praticante, che è un termine che io ritengo più complesso, più ricco, perché raccoglie in sé diverse componenti, dall'essere un agonista, dall'essere un ragazzino, un bambino praticante, quindi di muovere i primi passi e ad appassionarsi a questa arte, sia perché non è solo uno sport, è una disciplina, è un'arte marziale, quindi si caratterizza di molte componenti, dal praticare per una conoscenza tecnico-culturale al praticare per obiettivi più sportivi, agonistici. L'offerta della federazione risponde proprio a questa varietà. La Federazione Italiana Karate si caratterizza di non essere una realtà federale esclusivamente votata all'ambito sportivo agonistico, come non essere semplicemente votata alla parte culturale, tradizionale, tecnica del karate. Vuole essere una realtà multidisciplinare, multiservizio, essere quindi veramente la casa del karate italiano in tutte le sue forme, in tutte le sue espressioni. Un giovane dovrebbe avvicinarsi al karate, può forse spaventare questo termine, ma per la complessità del karate, cioè per la ricchezza che ha questa disciplina. Spinge a livello fisico, spinge a un lavoro atletico, tecnico, che interessa l'intero corpo, quindi va a sviluppare una capacità motoria complessa, da un punto di vista anche di atteggiamento comportamentale, caratteriale, va a rappresentare un'ampiezza di elementi, di aspetti che rendono proprio questa disciplina estremamente vicina alla pratica di qualsiasi bimbo o ragazzino. È da mesi che stiamo proiettandoci verso il futuro della FIC, verso la prossima stagione, verso le prossime stagioni. Stiamo discutendo a livello di Consiglio federale, a livello di Commissione Tecnica Nazionale, con le altre commissioni ufficiali di gara, commissioni tecniche di stile. Stiamo lavorando molto sulle progettualità del futuro della prossima stagione e direi del futuro prossimo della nostra federazione. Quindi non è tanto un domani, oggi sì, bellissima giornata di festa, ma diciamo che domani continua il lavoro che già da qualche mese è sul tavolo delle progettualità federali. Anche su questo stavamo proprio riflettendoci alcune settimane fa. L'evento, il campionato italiano ad aprile 2016 a Conegliano, nella eccezionale location della Zoppas Arena, è stato una grande dimostrazione delle capacità della federazione di svolgere eventi
per i propri associati, per i propri tesserati di qualità, di professionalità, un grande evento che è stato riconosciuto non solo tra gli associati, ma è stato a denti stretti anche riconosciuto dagli occhi dagli spettatori esterni al nostro ambito federale. Un grande campionato che la federazione ha tutta la volontà di ripetere, probabilmente non nella prossima stagione 2017-2018 per questione già di ulteriori accordi presi, però se ne sta discutendo. Vorremmo presto tornare a Conegliano perché l'accoglienza e la struttura messa a disposizione dall'amministrazione, l'accoglienza ricettiva e l'accoglienza dell'amministrazione è stata veramente di livello superiore, e quindi vorremmo presto poterci ritornare.